Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè, ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio e benvenuti a Due ciacole al caffè. Al Caffè Baruffino ho l'onore di incontrare Giuseppe Penzo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, ci diamo del tu. Con molto piacere. Come stai? Ben arrivato, ben trovato. Bene, la giornata è splendida, la compagnia è bellissima. Quindi Molto bene, un piacere incontrarti al caffè e così approfittiamo per chiederti alcune cose, perché il tuo nome è, come a Chioggia tutti sanno, è strettamente legato all'attività dell'allevamento di prodotti ittici da molte generazioni. Da quando precisamente? Ma guarda, si tratta di vallicoltura, è un allevamento del tutto particolare e la mia famiglia lo fa da qualche generazione. Il bisnonno Emilio Penzo, sindaco di Chioggia a fine anni 80 dell'Ottocento, quindi faceva già questo mestiere, l'ha fatto poi mio nonno, mio bisnonno, anche dalla parte materna, quindi proprio direi che è una tradizione. Doc. Io nella vita mia non ho fatto altro, quindi posso proprio dirlo. E questo dal punto di vista temporale mi sembra importante. Dal punto di vista geografico, dove si trovano le valli? Ecco, Chioggia si può dire che fa proprio da spartiacque fra le zone più importanti delle valli. Parliamo delle valli come sono generalmente intese da noi. Allora, cioè Laguna Veneta fino a Grado, diciamo, ma soprattutto fino a Jesolo, Caorle, e le lagune del Polesine. Le valli sono i bacini di acqua salmastra che fanno da polmone fra il mare e la campagna, la zona interna, quindi proprio nelle lagune di Venezia e in quelle del Polesine risiedono le valli più importanti. Quindi Venezia e Rovigo? Come Venezia e Rovigo, ce n'è una, è un dato statistico, ce n'è una in provincia di Padova, la Valle Morosina e Ghebostorta è l'unica in provincia di Padova. E occupano quindi una dimensione importante, insomma uno spazio importante. Dobbiamo tenere presente questo, che la Valle da Pesca va considerata sempre all'estensivo. Ci sono degli sviluppi che però sono dei casi un po' particolari, sono allevamenti estensivi, quindi logicamente non deve spaventare quando si ragiona in termini di centinaia, in alcuni casi di migliaia di ettari, perché proprio questo comporta anche la qualità del pesce che non viene nutrito a mangime artificiale, certo, ma vive delle stesse cose di cui vivrebbe in mare, certo, quindi la qualità sicuramente... Grazie agli spazi molto grandi. Esattamente, quindi la qualità non è quella del pesce allevato con i pellet, con i mangimi artificiali, ma assomiglia molto a quella del mare. Ecco, infatti l'attività delle valli da pesca è strettissimamente legata alle tradizioni, alla storia di questa città, anche solo gli esempi importanti che hai citato prima della tua famiglia lo testimoniano. Bello. Cosa consistono questi legami così forti? È bello ricordare questo, io ho avuto modo di parlarne anche in sede di discussioni con la gestione del mercato ittico e compagnia bella. Bisogna ricordare che proprio le valli rappresentano a Chioggia la casa, Chioggia è la casa delle valli. Diciamo, anche se io sono un proprietario conduttori, quindi logicamente dico prima i proprietari conduttori sono stati, purtroppo la realtà odierna è un po' diversa, ma sono stati in gran parte chiogiotti, le famiglie Vianelli, Ravagnan, Smeraldi, Penzo stesso, quindi erano in gran parte chiogiotti. Le maestranze chiogiotte in una grande percentuale, in concorrenza un po' con il Polesine, ma maggiori quelle chiogiotte che non, sia quelle molto qualificate come i capivali, che sono veramente delle persone eccezionali, e sia quelle meno qualificate come il vallante normale, quindi di origine chiogiotta anche queste. C'è un grande indotto quindi, ha dato molto lavoro? Io non volevo, lo anticipo un momento adesso. C'era un grandissimo indotto, si trattava di centinaia e centinaia di persone che lavoravano, ma non soltanto le proprietà e la manodopera, ma proprio tutta la struttura cittadina. Per esempio a Sottomarina c'era un importante centro di smistamento del novellame, compagnie di chiogiotti, ma soprattutto Sottomarina. Novellame di che cosa? Vogliamo dire anche di qualche prodotto? Novellame delle specie che si allevano in valle. In valle si possono allevare quelle specie che vivono, che tollerano una salinità che abbia una certa possibilità di variare fino all'acqua di mare, col 30-35 per mille, orate, branzini, i vari tipi di cefali, le anguille, le acquadelle, che sono l'unico prodotto che si riproduce in valle direttamente, e poi negli ultimi tempi invece i gamberi, Peneus japonicus, un tipo di gambero che si presta molto bene
all'allevamento in Quindi un valle. allevamento anche molto vario, quello delle valli. È un allevamento che sarebbe molto vario, cioè si sta restringendo un po', per esempio l'anguilla è difficile procurarsi la semina, mentre per esempio per orata e branzino ormai non c'è più difficoltà perché si riproducono in laboratorio e quindi si può acquistarne un quantitativo sufficiente, non ci sono problemi. Per l'anguilla invece il problema è c'è una crisi mondiale nel settore. Comunque queste fa parte delle cose tristi che oggi non vogliamo affrontare. Diciamo che gli avannotti appunto si bisognava procurarseli o di allevamento o di semina, una volta chiaramente erano solo di semina naturale, e Chioggia Sottomarina in particolare, il traghetto era proprio una delle zone principali di sede di queste compagnie. Ecco, Sottomarina, quindi non soltanto Chioggia viveva anche Sottomarina, direi pure che proprio dedita agli il orti. pesce novellante è sottomarinante più che sottomarina. chioggiotto, sì. E non soltanto questo, anche nelle fasi commerciali Chioggia ha un'importanza vitale, per questo il mercato ittico di Chioggia aveva proprio il settore valli da pesca che era in concorrenza con quello della pesca marittima e quello della pesca Il settore valli lagunare. da pesca conferisce al mercato Conferisce ittico? il mercato ittico di Chioggia che è il più importante. C'è qualche, per esempio le valli sopra Venezia qualche volta adoperano il mercato di Venezia, ma Chioggia è di gran lunga più importante anche per il pesce di valle. Anche oggi? Sì, direi anche oggi il mercato ha dei grossi problemi. Quindi, mi ripeto, ne no, parliamo, beh, adesso ne parliamo quando non una vogliamo volta parlare che di vogliamo... storie tristi, però insomma una cosa sul presente sicuramente sì, insomma anche solo per inquadrare un po' questa cosa. Abbiamo parlato di una grande capacità produttiva, Ecco, di un grande indotto. Che cosa determina invece una difficoltà, una stasi Le difficoltà oggi? grosse nel nostro campo adesso sono riassumibili in alcuni problemi. La concorrenza, gli allevamenti intensivi con i mangimistiche varie hanno distrutto tutta quella catena commerciale che esisteva dietro le valli. Noi chiaramente vantiamo una qualità che è estremamente importante ed ne possiamo andare orgogliosi. Chiaramente non la quantità. Gli allevamenti intensivi hanno un problema di quantità e ci uccidono da questo punto di vista. Grazie. Gli altri due fattori che ci hanno messo... Oh, benissimo, grazie. Prego. Gli altri due settori che ci hanno messo in crisi in maniera notevole sono i cormorani, queste bestiacce che meriterebbero una discussione, sono animali... I cormorani? I cormorani stanno distruggendo la produzione da una ventina d'anni, sempre per merito colpa dell'Unione Europea, che li ha protetti in Danimarca, una forma un po' internata. E hanno migrato, sono arrivati nel lato Adriatico, sono andati nel lato Adriatico e nella Sardegna e stanno distruggendo le produzioni ittiche. Prima di accorgerci che dovevamo fare qualche azione deterrente, sempre naturalmente nei limiti delle cose logiche e consentite, non si può andare con lanciafiamme per impedire che distruggano le produzioni, sì, se no indennizzarle, ma questo è un altro discorso. La terza fase, e questa mi sento di dirla, è purtroppo una burocrazia sempre più, vorrei dire, ottusa, cioè veramente i problemi non vengono affrontati all'origine ma soltanto formalmente e quindi si accavalca. Il nostro camioncino che va da Porto Levante a Chioggia ha a bordo qualcosa come 12 o 13 documenti fra sanitari, fiscali, amministrativi di accompagnamento e veramente diventa difficile. E questo sta un po' strozzando questo il settore. strozzando il settore, sì. Quindi che prospettive, adesso volendo anche fare una chiusura approfittando della speranza che ci dà questa giornata di sole, Io credo a cosa è affidata la speranza per il settore? Io direi questo, se per esempio gli istituti di nuova concezione, il Parco del Delta per esempio, venissero finalmente veramente adoperati come dovrebbe essere la loro funzione per salvaguardare nel senso buono queste produzioni. Vi faccio un esempio che può essere interessante. Se noi nella Marmolada proibiamo qualsiasi attività umana, oggettivamente, a me piace andare a sciare, quindi è chiaro che mi dispiacerebbe, però non possiamo dire che la montagna ci rimette, perché se non ci si va è chiaro che la montagna sta meglio. Questo non vale per le valli da pesca e per gli ambienti delle nostre zone, per tutta la zona dentro il Parco del Delta. Se l'uomo non le gestisce, muoiono. Quindi va incentivato il concetto di salvaguardia e protezione come gestione e non come immobilismo. Purtroppo è molto più complicato e molto più costoso. E questo esige professionalità anche degli operatori. Finalmente spendo una parola, il direttore del Parco del Delta adesso è una persona estremamente competente e anche lui tanti problemi. Se noi forse con questo abbinamento di collaborazione pubblico-privato
dove chiaramente è anche giusto che se gli interessi in ballo sono interessi di natura pubblica, il privato ci metta lo zampino, insomma, a fin dei conti. Certo, quindi una sopravvivenza del settore legata anche a un cambiamento, mi pare di capire. Legato a un cambiamento, perché a un'evoluzione. Così moriamo, così sicuramente. Ma morire la Valle della Pesca vuol dire morire l'ambiente e non soltanto la storia, le valenze culturali, quindi economiche. per recuperare e salvaguardare le tradizioni bisogna comunque guardare avanti e rinnovarsi e fare presto. E fare presto. Ecco, allora confidiamo in una primavera per questo settore che è così bello e importante per la nostra città. Ecco, grazie. Io ringrazio dell'augurio e vi ringrazio ancora dell'occasione. Grazie di nuovo, buon caffè a tutti e alla prossima occasione per Due Ciacole al Caffè. Buon pomeriggio.